Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale del vostro Marietto Veneziano. Oggi, come avete visto il titolo, parleremo ancora di alcune tipologie di personaggi, degli egoisti e anche dei narcisisti, perché mi fate ancora delle domande in PVT su queste situazioni molto delicate a livello sentimentale. E allora il vostro Marietto di nuovo deve dare qualche consiglio, ma prima di fare questo il vostro Marietto vi chiede di iscrivervi al canale YouTube di Slegare del vostro Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e anche in Telegram, dove sapete che ogni lunedì sera alle 20:30 il legale Marietto Veneziano coadiuvati da Milas, e se avete alcuni problemi per entrare nel gruppo chiedete pure a Milas che sarà felicissima di aiutarvi, tengono un percorso esoterico gratuito. In più avete anche le dispense e gli ebook gratuiti che potete scaricare nel sito ilcapitano.altervista.org. Ormai sono più di 130.000 circuiti ebook, scusate, che sono stati scaricati. Quindi vediamo un po' di parlare di questi personaggi che sono un po' egocentrici e anche un pochettino narcisisti. Ho già fatto delle pillole a riguardo, ma bisogna vedere un po' in dettaglio come potersi allontanarsi da questi personaggi che riescono a mettere dentro al nostro cervello delle mappe mentali senza che noi, o costruire delle mappe mentali senza che noi ce ne rendiamo conto. Allora, prima cosa che voi dovete sapere è che è pieno e c'è stata un'esplosione virale, e questo caso qui è una cosa seria, perché da quando l'essere umano ha cominciato ad avere i social, praticamente queste persone qui hanno avuto gioco facile perché sparano nel gruppo, magari hanno 300, 400, 500 amicizie, continuano a tam tam rimbombante a sparare nel gruppo certe cose, tipo paroline e sviolinare, e poi purtroppo dall'altra parte sono uomini e donne, non è che solo i maschi fanno queste cose qui, anche le femmine fanno queste cose qui, e a un certo punto cosa fanno? Sparano il gruppo e chi prendono. E quando la vittima cade nelle loro, come si dice, fauci, è la fine, proprio perché hanno questa dialettica, questa attitudine, questo occhio vispo che praticamente rende o abbaglia o ipnotizza a livello di subconscio la vittima, e quindi crea dentro la vittima delle strutture mentali in cui la vittima riversa verso questo narcisista patologico un'immagine falsa, cioè la vittima vede dentro il narcisista se stessa e immagina che sia lui, quindi si illude e continua a costruire castelli di sabbia, e a questo punto qui è fatta. Praticamente il narcisista patologico praticamente ha gioco facile, può dire qualsiasi cosa e la vittima ci crede, proprio perché non vede più la realtà, ma vede dentro questo essere se stessa, pensando che sia lui. Allora a questo punto qui la situazione è veramente tragica, perché lui può raccontare per lunghi tempi tantissime favole che la vittima ci beve tutto, e quindi ci saranno tutte le situazioni che poi voi vedete anche gli altri predicatori dei social raccontare, che effettivamente sarà così, e la vittima si sentirà innamorata del nulla, ma penserà che sia quel nulla sia lui, no? Nella realtà lui non ha nessun tipo di voglia, di sentimento e di credenze di impegnarsi in una cosa seria e costruttiva, o lei. Anzi, questi hanno più di una vittima che gli corre dietro, no? Allora, cosa bisogna fare se non si riesce con le proprie mani e competenze e conoscenze a liberarsi di questi soggetti? Anche perché alcune volte poi queste vittime vanno dal, come si suol dire, esoterista di turno e si fanno fare dei lavori. Molto spesso l'esoterista dice che la cosa, come si suol dire, non andrà in porto, o se magari un esoterista ha da pagare uffici e quant'altro, chiaramente dirà che la cosa si potrà fare e gli chiederà: lo vuoi? Vattelo a prendere, io lavoro. Però il concetto non è così, perché poi si crea un danno sopra l'altro. La cosa è, bisogna prima capire se quello è un narcisista o meno, se ha le qualità per andare insieme alla propria compagna o ritornare insieme, se no bisogna tagliare, perché se no si fa un danno dietro l'altro e poi alla lunga si collassa. Quindi il vostro Marietto ha messo nel sito capitano.altervista.org dei circuiti proprio che
tagliano questi legami perniciosi negativi, che in quel momento per la vittima magari sembrano positivi, perché è innamorato, ma è innamorato non di lui o di lei, ma è innamorato del castello e delle paure che si è messo in testa. E quindi lei taglierà non lui, perché lui è già tagliato, non è mai esistito, taglierà le sue ancore che questo tizio ha messo dentro di lei. Quindi se volete il vostro marietto vi consiglia di andare nel sito capitano.altervista.org, scaricare questi ebook e seguire le pillole didattiche radioestesiche basic che il marietto ha messo nel suo canale. Bene cari amici, detto questo, il vostro marietto vi ringrazia di avermi seguito fino a qui e vi chiede, se non avete ancora fatto, di iscrivervi al canale YouTube di Legale Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!